Fernando es doctor en Historia de las Artes Visuales y del Espectáculo por la Universidad de Pisa, con una tesis precisamente sobre el cine español del franquismo. Ahora nos va a hablar del boom o del milagro económico italiano que tuvo lugar en los años 60 a través de uno de los grandes representantes de la llamada comedia alla italiana, Dino Risi. Valerio ha desarrollado su labor profesional no solo en el ámbito de la historia del cine, publicando varios libros, sino también en la crítica de cine, colabora con el Pop, entre otras muchas revistas. Además, ha sido productor cinematográfico de una película que se estrena, Valerio, en marzo. 15 de marzo, sobre los últimos días de Walter Benjamin, a quien esté interesado en este tema, Les Unwanted de Europa, es el título de la película. E incluso él mismo ha realizado un documental sobre el pintor Pere Lluís Via. Así que, bueno, una persona versátil. Ahora nos hablará, en todo caso, de la época del boom en Italia a través de las comedias de Dino Risi. ¿Cuándo quieres, Valerio? Gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, la comunicación se titula El boom económico italiano en las comedias de Dino Risi, entre la euforia y la desilusión. Como hay muy poco tiempo, me ha dicho no supera la media hora, entonces me centraré más en la desilusión. No porque tenga una predilección para las desilusiones, sino porque es por lo que se refiere a nuestro análisis, evidentemente el tema más interesante. Lo que pasa en Italia en aquellos años es algo paradigmático si consideramos que hasta 1945, hasta finales del final de la Segunda Guerra Mundial, Italia representaba una economía todavía eminentemente agrícola y al cabo de 10-15 años ya es una potencia industrial que ha reducido de manera muy sensible su divario histórico con las grandes naciones industrializadas europeas como son, por ejemplo, como eran ya por aquel entonces Reino Unido, por ejemplo, o Alemania. Bueno, y son los años también en que grandes escritores, como por ejemplo Pasolini, ya empiezan a echar litros de tinta sobre la llamada mutación antropológica, y otros escritores también, como por ejemplo Luciano Bianciardi, el autor de La Vitagra, una novela que, si no me equivoco, se ha publicado recientemente también en castellano. Algunos datos históricos para orientarnos. En 1959 el Financial Times atribuye a la lira italiana el Oscar como moneda más estable de Europa. Entre principios de los 50 y los primeros 60 la productividad industrial experimenta un crecimiento del 84%. Entre julio de 1959 y marzo de 1960 los ritmos de este desarrollo alcanzan el 3% al mes por la producción de bienes de inversión. Y en 1960 la producción industrial lleva el país transalpino al primer puesto entre los países de Europa occidental. En esos años asistimos también a una rápida expansión de la clase media, que coincide también con una expansión también del consumo. Son los años en que, por ejemplo, el automóvil digamos, es también el emblema de este progreso, pero pensamos también en la Vespa, y la velocidad acompaña inevitablemente los mitos del progreso, los electrodomésticos, la televisión y también las vacaciones como bien de consumo, el turismo también como bien de consumo, que es un tema recurrente en las películas de Dino Risi. Bueno, pero a pesar de esta euforia, las comedias de Dino Risi se desarrollan en torno a una constante temática que se hace también constante estilística. Es decir, los protagonistas de las comedias de Dino Risi, sobre todo, estamos hablando sobre todo de las comedias realizadas entre el 1959 y el 1964, son unos fracasados. O sea, son personajes que viven al margen de esta sociedad. Y precisamente en este contraste, o sea, éxito de los demás, éxito colectivo y fracaso individual, se produce un elemento fundamental
del cine de Dino Risi. Sus personajes quieren aprovecharse de un contexto económico favorable, pero acaban puntualmente excluidos de ese contexto. Y, claro, y a veces también acaban conociendo también unas neurosis particularmente agresivas. Porque más fuerte es el deseo de ascender socialmente y más evidente es la imposibilidad de marcar una inversión de tendencia. Y cuando asciende socialmente, como cabe solo en una película, como veremos, fracasan en los afectos. Porque la riqueza es embajadora de soledad, de alguna manera. Bueno, entonces las comedias de Risi representan una galería de retratos de tipologías humanas definidas con deslumbrante coherencia según un repertorio de rasgos psicológicos comunes. Los personajes de Risi viven en una sociedad en la que la búsqueda del bienestar ha redefinido por completo las necesidades de hombres y mujeres. Y se trata de una sociedad que los personajes de Risi quieren dominar, pero de la que acaban siendo víctimas. Empezamos con El viudo, Il vedovo, de 1959. Se trata del primer film que Dino Risi rueda después de la ruptura de su contrato con la Titanus. En los años 50 Dino Risi realiza con la Titanus sus películas más importantes, entre las cuales la que Lorenzo Cordelli ha definido acertadamente como la trilogía ottimista, che incluye Poveri ma belli, Belle ma povere e Poveri milionari. Precisamente en 1959 se estrena Poveri milionari, que en castellano se conoce como Pobre y millonario, y que es la última de esas comedias, porque a finales de año se estrena Il vedovo, que es su primera sátira agresiva sobre la Italia del boom. Es una sátira en directo, se podría decir casi un instant movie, una comedia anticapitalista y antifamiliar. El protagonista, Alberto Nardi, interpretado por Alberto Sordi, es un joven industrial romano afincado en Milán. Un megalómano sin habilidad alguna, asediado por los acreedores, víctima favorita de su mujer Elvira, empresaria cínica y temeraria. Ahora veremos una de las primeras secuencias del film que dibuja los rasgos salientes de este personaje. Scusi, commendatore. Piacere? Se mi permette, vorrei ricordarle quelle 10.000 lire. Hai fatto bene a ricordarmi. Oggi te ne do 5, domani ti do l'altro 5, sì? Ah, Salvatore, Dica. se ricerca un certo Lambertoni, ricorda Lambertoni. Io non sono a Milano, sono in Svizzera per affari, ricorda Lambertoni. Vedi, commendatore, Lambertoni! Lambertoni! Come da tornare? Bravissimo, Lambertoni! Che piacere che ha! Ma cosa fai te a questo campo? cerco di recuperare quei soldi che l'ho prestati. Benissimo. Vorrei cambiare. Ah, quindi scadevano oggi? Cosa facciamo? Che facciamo? Facciamo salti in banca e in cassa e pago. Ciao zio! Ma cosa fai che mi ha spostato? Non c'è da incassare, non siete conectato Ma a chi chi sto andiamo avanti, Andiamo insieme. Uè, caro Minelli, ma cosa fai che mi lascio questo caldo? Non avevamo appuntamento per quella sera. Si è ricordato, mi è sfuggito, pensa. Vi conoscete? Minelli, da piacere. Ehi, dove va? Salvo un momento da direttore, incasso e aspetta. Questo mi fa impazzire. Scusi, direttore, c'è il commendatore Nardi. Chi? È il marito della Buongiorno, direttore. Oh, caro Dove Nardi. andate? Non c'è male, grazie. Beh, sa come? Grazie. La facevo ancora in clinica. Ah, che cosa? Niente, un piccolo esaurimento nervoso. E vi assicuro che dopo 5 anni di lavoro consecutivo, senza un giorno di vacanza, tra assegni, tasse, cambiali e scioperi, viene il momento del crack. Ma niente di grave. Beh, niente di grave. Si figuri che pensavo una cosa e ne dicevo un'altra. Esempio, pensavo di chiedere una sigaretta e dicevo dammi una lampadina. Oh.
Che ero convinto di aver chiesto una sigaretta, eh? Davvero? Ma adesso va meglio. Caro lei, avevo creduto tutti i riflessi. Il medico mi batteva col martelletto qui sul ginocchio e la gamba non si alzava. Beh, vogliamo venire al dunque, perché lei non ha tempo da perdere nemmeno io. Guardi, ho esaminato la sua richiesta di finanziamento. Mi pare che lei chieda 23 milioni per potenziare alcune sue brillanti e coraggiose iniziative industriali. Le dico subito, le sue iniziative mi interessano e ho già messo il mio benestare. Ah, carissimo direttore, sono veramente contento, non tanto per i 23 milioni quanto per la fiducia che lei dà a me. Alla mia persona, Alberto Nardi, grazie direttore. E quando così casare? Guardi, subito, le chiedo però una piccola formalità. Vicino alla sua firma ci dovrebbe essere anche quella della sua signora. Divina moglie. Già, non per mancanza di fiducia nelle sue iniziative, ma solo per il fatto che la sua signora ha un patrimonio che noi abbiamo valutato intorno a 1 miliardo, mentre la sua industria, mi scusi, essendo sul momento in passivo, ci dà, come dire, poche garanzie. Bene. E dove deve firmare la mia signora? Qui, è una pura formalità. Grazie lo stesso, direttore. Scusi direttore, non c'è un altro uscito? Sì, di là, ma da sua molta carica. Tanto meno. Bueno, la película se titula El Viudo precisamente porque él preparará un plan para matar a su mujer y cobrar una generosa herencia, pero acabará siendo él la víctima de ese plan. Entonces, 1962 es el año del sorpaso, La Escapada, bueno, una película sobradamente conocida, un mito rodeado de hechos históricos que han contribuido a alimentar la historia de la mitología contemporánea, puesto que se ha rodado en agosto de 1962, el mismo mes en que muere Marilyn Monroe, y también los Beatles en Liverpool hacen su primer concierto. Y el mismo sorpaso es un mito, puesto que, por ejemplo, distribuido en Estados Unidos con el título de Easy Life, ha inspirado una obra clave del New Hollywood, como es Easy Rider de Dennis Hopper. El protagonista es Bruno Cortona, interpretado por Vittorio Gassman, un tipo extrovertido y superficial que hace este viaje con un tipo totalmente opuesto, introvertido y reflexivo, Roberto Mariani, interpretado por Jean-Louis Trintignant. Destaca en todo esto, nos fijaremos en una secuencia que en la economía narrativa del film, digamos, no incide particularmente, pero nos interesa, por lo que se refiere a nuestro análisis, es el momento en que en Versilia el protagonista Vittorio Gassman tiene un diálogo con un industrial sesentón interpretado por Claudio Gora, que tiene un romance con su hija. Y en este diálogo se produce otro topos del cine de Dino Risi, o sea, el diálogo especular entre el simpático canalla que se ha quedado fuera del boom, a los márgenes de la sociedad, y el hombre de éxito que ha sabido aprovecharse del clima, digamos, de euforia general. Vamos a ver. Sapete delle mie sorpresi! Che bel bagno! Disturbo? No, figuri. Disturbano? Stai combinando. Perché ci sta? Piuttosto lo sai che lei, quando mi parli adesso, mi vai. Ma tu proprio, figlio mio, che mi lasci mai. Che annoio qui. Ah, a proposito, devi passare i soldi per la benzina perché qua, gira sono rimasto secco. Bella pacca, eh? Si ammazzarli, questi settentrioni sono tutti ai campi. Ah, lo sai che mi ha detto Lili? Mi ha detto che ogni tanto pensa a me, spesso anzi. E che mi vede sempre come uno che vince. Vincitore di te non lo so, però mi ha fatto piacere lo stesso. Ah, ma ti mando pure papà, Quando calienta il sole. E allegro lei oggi, eh? Allegro? Stavo giusto pensando a lei, sai quando si tratta della mia e il mio figlio. Certo, ma lei ne ha parlato con sua
Con la mamma di Lady? Ah già, ma sì, come no, tutta la notte, consiglio di famiglia. Bene, patrona. Permetto che io non sono il tipo che si diverte con le ragazzine. Oltretutto me ne manca tempo. A me Lady piace. Naturalmente non pretendo che sia innamorata di me, ma è una ragazza con la testa sul collo e sa che con me non le mancherà mai niente. Quindi lei fa tutto facile. Io invece ho avuto una vita difficile. Prima la guerra per matrimonio, mi hanno rubato gli anni migliori. Nel 56 ho avuto una nataccia. È duro, sarà 36 anni andare in giro in tiro. Ma giudicate le ragazzi quando si è onesti. Il tiro bussa un piede di gente onesta. Però certamente, diciamo la verità, meglio andare in giro con un bel motoscafo come il suo. Scusi, non per sindacare. E il suo lavoratore come va? Un po' meglio, grazie. Vede, lei per esempio adesso dice che è in grado di mantenere mia figlia. Se io così su 2 piedi mi chiedessi prestito di 50.000 lire, che farete, Scherzavo, no? No! Ah, ho capito, 5 minuti, no? Saporino. Amico del mare. En 1963 el productor del sorpaso, Mario Chettigori, intenta aprovecharse del éxito obtenido con el sorpaso y hacer otra película con el mismo cast técnico, con Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant y con Dino Risi como director. Risi en un primer tiempo rechaza el proyecto, de hecho la película está firmada por Mauro Morassi, aunque Dino Risi haya rodado gran parte de la película para una serie de desencuentros entre la estrella Vittorio Gassman y Mauro Morassi. Es una película emblemática en cierto sentido, porque, como decía antes, es la única película en que el protagonista llega al éxito, al final pero al precio de perder sus afectos, su mejor amigo y sobre todo su mujer. Porque la riqueza alimentada en este caso a golpes de especulación edilicia es embajadora de soledad. Es evidente también, o sea, si hay una película para hacer un diálogo entre películas de la misma época, una película que se relaciona con el cinismo de esta película, quizás sea Il boom de Vittorio De Sica, en la que Alberto Sordi, para llegar a mantener su menage familiar, llega a venderse un ojo. Es probablemente la película que mejor se relaciona con el suceso. Vamos a ver una de las primeras secuencias del film que nos habla de esa obsesión neurótica de llegar al éxito. Qui. Ehi, quello là, vediamo lì. Se non è il nuovo scafo, no, che non ce l'ho. E neppure ce l'avrò mai, se vuole essere. Che guai. Sì, è inutile che fai tanto la scrittura, perché pure che... Scommetto che se qualcuno ti viene a chiedere che età c'ho, tu ti vergogni a dire 38. Ma perché dovrebbe vergognarmi? Perché a 38 anni non hai ancora il motoscafo? Sì, no, anche per questo, perché loro si comprano la montagna, le isole, hai capito? Le ribellioni numero 2. Ti senti bene stasera? I bozziori ignoranti, appena alfabeti, meno che monocrotti. Gli unici libri che ho letto sono i libri mastri, intanto piacciono i maserati. E certo, e chi se la deve beccare a 1100 schifose? Guarda, o io o la servitù, non c'è altra alternativa. Capi, l'unica arte che abbiamo in casa, il disegnino del Gottuso, sì. Eppure del 47 che deve essere l'anno più l'occhio, perché è un regalo di nozze, altrimenti manco questo. Certo, Giancarlo è più giovane. Di chi? Di Gottuso? No, di me. Soltanto che io, se permetti, io sono una persona intelligente, hai capito? Perché lui è un bruto, è un troglodita. Io ho scopato 18 anni, mica uno, mentre lui stava a fare lo scinautico, il canottaggio. I migliori mica sono tutto. È quello che ho sempre pensato anch'io. E invece ti sbagli. Perché l'imbecille sono io che ho scopato 18 anni e eccomi qua senza una lira, adesso. Beh, deciditi. Non sei tu che non mi vuoi capire. Se uno è strabico, con come scorta, il naso lungo e 2 uova come il cammello, insomma la chiave dell'uomo, ma pieno di milioni, la gente non ti dice guarda quanto è brutto, dice guarda che tipo. Hai mai sentito dire guarda quel pezzente quanto è bello? Mai. Il pezzente non è un Dio. Bisogna lasciare la parte giusta, questo è il segreto. Lo terremo presente la prossima volta, ma che fai? Che faccio? Recupero i miei capitali. Ecco. Mannaggia. E quell'altro, Mastrella. Se rubava 100.000 lire era un ladro, no? Siccome si è fregato 1 miliardo, il labile del suo verso Arsenio in vendere tocare. E sta in galera. Ecco, vedi quello che mi fa più rabbia è che tu mi sei sempre pronto.
Non è possibile, sei in malafede, scusa. Sei la sola persona al mondo che non capisce l'importanza del denaro, la sicurezza che... Guarda che non stai uscendo, stai venendo a me. Lo so. Stavo pensando che vicino. Stasera è presa proprio brutta, Bueno, en 1964 salen dos películas, una de las dos es El jueves y Yo bebí, y el protagonista, Gino Versini, interpretado por Walter Chiari, es otro carácter asimilable a la galería de perdedores del cine de Gino Risi. En este caso es la historia de un padre separado que pasa un día con su hijo, un hijo que crece en un contexto alto burgués, que estudia en Suiza con la madre, y él construye un relato para su hijo para parecerle un hombre de éxito, y no lo es. Claro, lo interesante es que el hijo aprenderá a quererle exactamente cuando entenderá que es un fracasado. Es probablemente una de las películas más introspectivas y tiernas de esta etapa del cine de Risi. Y en esta relación entre niños y adultos se refleja también otra constante de un cierto cine italiano que arraiga en el neorealismo, pensamos en Ladrones de bicicletas. Aquí está todo, claro, actualizado al clima social del boom económico. Vamos a ver una de las primeras secuencias del film. Vedi l'obiettivo? La Roma degli affari è tutto qui. Questo è il quartiere generale. Lo vedi quel signore della cartella? È il programma architetto di Roma. Buongiorno architetto. Siamo molto amici. Anche qui ci sei? Come va l'onorevole? Ciao! Mio figlio. Oh, dimmi apriranno, glielo dico io. Ma li devono riaprire, perché... Sediamoci qui, Papà, ma tu non ce l'hai un ufficio? Non è proprio il suo ufficio. Un ufficio grande, meraviglioso, un palazzo tutto di dentro, modernissimo. Ma gli affari li faccio qui perché preferisco contatto diretto, sai? Così progetti importanti, onorevoli, ministri. Dio, ma che sta facendo? Alla dici dove io con ragazzini? Ciao ragazzo, te vedevo. È un grande campione di box. Dunque, vediamo quale gelato può mangiare il bambino. Ma che te ne sai, talente? La tengo per bruciare le aeree e le mosche. Poverino, così soffre. No, prima gli taglio la testa. Ah, è primore. Ti è permesso, allora un bel certo di voi che comprare un bambino e ne un cittadino. Buongiorno. Sai che quello? È uno dei fondatori di Boy Scout italiani. Io molto sei che Boy Scout. No. Ah, male. Dovrei iscriverti. Così puoi fare le chine per essere alla aspetta, Siempre en 1964, el año de la coyuntura, digamos, las primeras grietas en el sueño del milagro económico, tenemos El Gaucho, un italiano en la Argentina. El protagonista, interpretado siempre por Vittorio Gassman, se llama esta vez Marco Ravicchio. Es un agente de prensa, un press agent cinematográfico, claro, siempre es el mismo carácter de las otras películas, que parte hacia Argentina con el equipo de filmación de una película para recoger un premio en un festival. Y aprovecha de este viaje para ir a buscar un viejo amigo, interpretado por Nino Manfredi, que había emigrado a Argentina algunos años antes en busca de trabajo. Y busca a este amigo para pedirle dinero, claro, un préstamo. Lo que no sabe es que su amigo es un fracasado como él. Y hay una escena, un diálogo magistral que he reducido porque dura 10 minutos, del encuentro de esos dos personajes que no tienen la valentía de admitir sus respectivos fracasos y que se cuentan toda una historia que llega a un punto en que ya no pueden mentir. Y vamos a ver este momento. Piano. Vedo che va tutto bene. Benissimo. E tu? Come non frega? Hai visto? Sei sempre nei mani. Eh sì, belli, cuoio, un po' di tutto quello che capita, sai. Senti una cosa, ma qui in Argentina c'è sempre la possibilità di combinare affari un po' importanti. Importantissimo, solo di qua.
Io mi sono messo schiaffo, no? Sì, io provo a fare, l'ho visto, e poi... Bello. bello, sì. Insomma, sei idee. Fino al collo. Adesso c'è un affare notevolissimo alla fine del mese, semi di vino, importazione, una cosa molto grossa, se riesce, Ma riesci? e riesce sì, che lo riesce. Ma senti, quella era il gordo. Mi pagano domani mattina alle 8:30. È un bel barco, Io sono molto contento di essere venuto qui, Sam, non rimpiango affatto. Del resto che avrei potuto fare meglio in Italia. Questa parte adesso, guarda. Ah, è la San Martino. No, è il locale, questa non ce l'ha in Italia. Non ce l'ha. È sempre così, partono i bastimenti. E c'è, Un po' di nostalgia. Che robe un po'. ma chi io? No, sì. A me mi danno perfino fastidio. Per questo ho preso un bel appartamento in Olivos. Certo, hai fatto bene. Perché? Se fossi rimasto in Italia ci sarebbe stata qualche possibilità. Beh, dipende. E già, in Italia c'è il Venezia, e che lo dicono tutti i giornali. Sì, quanta possibilità in Italia. Ma qui? Qui, No, dico, metti che per esempio nel 55, quando mi hai chiamato, fossi venuto qua. nel 55, Che dici? beh certo, tu avresti scontato. Poi, E io, ma? Se nel 55 fate conto io fossi rimasto in Italia. Che dici? Secondo te? certo, sapendoci fare. E già, sapendoci fare. Come? No, dico, sapendoci fare. Ma io ci sono, hai capito? E mica sto a dormire, allora com'è che in Italia tanti che ci saranno famiglie di me, c'hanno i milioni e io non sono lì? Ma io sono più peso dall'altro. E allora come sai che parlare che non riesco a passare in gioco? Niente, voglia, chissà niente, quale benessere? Aspetta, non vuoi che giornali grandi, sa? Ma insomma in Italia c'è malessere che ti sopporta Ma qui secondo te no, ma almeno in Italia andrà a periodi andrà. Sì, e 12 mesi là. No, qui 12 no, c'è pure la 13ª. L'hai fatto bene te che ti sei sposato una donna ricca. Come no? Che buffi? Aspetta. Madonna ricca. Va, Nick. Proprio Nick Zenith. Eppure quando sono venuto qua, pareva che si avviasse te. E poi, che ne so, non ha ingranato. A Marco, ancora devo ingranare. Altro che industriale, io manco l'operaio riesco a fare. Ma niente, pensavo che erano venuto a domandarti 2 milioni. 2? Ah, no! No, 2. E dove te? Ho fatto la fame a 43 per non fa mandare Russia. Che potevi dare da fare un po' per in Argentina? No, no, che è colpa dell'Argentina. Siamo noi, mi sa che non ci sappiamo. siamo proprio con scadenza specioso, Tu testi, Ho capito. Ah, volevo fosse società in contenta. e come no, società pezzentoni e compagni. E meno male che sono viaggio pagato, se no davvero mi toccava restare in loco con No, il letto c'è, ma mangiato. il letto. Non volevi fare il letto, a fare le cazzi, venga, signore, venga finto. Bueno, ya lo habéis visto, que la fusión inextricable dell'elemento comico y del elemento melancólico representa una característica fundamental de la comedia, por cómo se concibe en Italia en aquellos años, y es un elemento muy importante, puesto que el hecho de presentar en clave irónica un tema tan extremo como es la miseria desautoriza cualquier riesgo de caer en la retórica y en el moralismo. Bueno, para acabar, volvemos un poco atrás, con Una vida difícil en 1961. Y es, claro, la he tenido como última película porque el personaje de este film merece un discurso aparte.
puesto que entre los protagonistas de esta etapa del cine de Norisi es el personaje que al final tiene un sobresalto de orgullo que le rescata de alguna manera. Se trata del personaje también más comprometido políticamente, ideológicamente, un personaje que ha hecho la resistencia durante la ocupación nazifascista, que, como diría Ludovico Longhi, ha perdido muchas batallas, pero no ha perdido la guerra ni la dignidad. Vamos a ver la secuencia final de esta película. Che cosa posso fare? Niente in senso, ma no, sì, subito questo. Niente, grazie. Perché io dimmi non funzionano mai. Ma insomma, Magnozzi, lei non sa nemmeno usare il senso, non funziona come fatore. Lo vede che funziona, Magnozzi? Non si deve vedere, dopo il lavoro i due miei collaboratori rivendichiamo ragazzi. Perché c'è più evidenza. Magnozzi, prego da questa parte. È stato il fondatore che è scappato un po' di senso. È stato per sbaglio. Ho visto. E questo è il lavoro che fai. Ecco, qui intorno vicino organizzerei il grande pranzo per i bambini. Laggiù un piccolo lunaparte, nell'interno una legge di mezzo. Io vado alla raccoglia. Grazie, andiamo qui. Vogliamo una bella toccata. Muchas gracias.